Emergenza profughi, l'Europa chiude le frontiere, rende indisponibili i porti, l'Austria schiera l'esercito al confine con l'Italia, il governatore Zaia invita il nostro paese a chiudere i porti. Si è ritrovata ad essere l'unica inquilina di un condominio occupato da profughi nigeriani, l'incredibile vicenda di una donna di 74 anni che ora lancia un appello. 19 bambini a Verona lievemente intossicati per il malfunzionamento del condizionatore a bordo dell'autobus che li stava portando all'asilo, 2 bimbe in ospedale. Popolari Venete, ho massima fiducia che il Parlamento si renda conto dell'importanza del decreto, così il ministro dell'economia Padoan pochi minuti fa dopo le tensioni tra i parlamentari. È morta l'anziana padovana che manifestava i sintomi del morbo della mucca pazza, ora l'autopsia chiarirà come la donna abbia contratto la patologia. Manager vicentino in viaggio per lavoro all'estero e la casa viene svaligiata dai ladri. Sparisce tutto, comodini, armadio e letto compresi. Ingenti danni causati all'agricoltura dalla siccità, ma nella bassa padovana la salvezza potrebbe arrivare da un'antica varietà di mais riscoperta dopo 400 anni. Arriva sorpresa a bordo di un sidecar per Bebevio, cui da oggi pomeriggio è stato intestato un tratto del lungomare di Jesolo. Appello ai ragazzi, date tutto e poi qui voglio sempre tanta gente e tanta festa. Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il nostro telegiornale del Veneto. Dunque, cominciamo con l'emergenza migranti, perché oggi è successo davvero un po' di tutto. Come promesso nei giorni scorsi dall'Austria sono stati schierati i mezzi blindati al confine. Altri paesi come Francia e Spagna fanno sapere di non dare disponibilità ulteriori all'accoglienza e oggi lo sfogo del governatore Luca Zaia: in Italia dobbiamo chiudere i porti. Sentiamolo. Mezzi blindati austriaci al Brennero per impedire ai migranti di lasciare l'Italia. Il governatore Luca Zaia attacca Palazzo Chigi per la sua posizione attendista in materia di immigrazione. I mezzi corazzati, sostiene, dovremmo averli noi nel Mediterraneo. Invece, al di là degli annunci del ministro Minniti sul blocco navale e i presunti accordi con la Libia, in Italia arrivano più immigrati di prima. Noi sappiamo con certezza che se non si fanno i campi di prima accoglienza lì, e quindi lì si vanno a rifocillare, a curare e a identificare tutti i migranti e da lì si garantisce un corridoio umanitario per i profughi veri, che sono solo 2 su 10, e se questo non accade, assieme ovviamente al blocco navale, finisce che noi continuiamo a ricevere immigrati e che si infileranno in un cul-de-sac. Il rischio è di far esplodere situazioni già al limite, come quella della base di Conetta, che dovrebbe essere alleggerita di parte delle sue circa 1400 presenze. Con le frontiere chiuse in uscita e un volume di sbarchi senza precedenti non sarà un'impresa facile. Sono anni che ci danno dei razzisti e dei rozzi localisti, ricorda Zaia, e adesso tutta l'Europa sta facendo quello che abbiamo sempre detto noi. Macron, tanto inneggiato da molti esponenti di sinistra, fa dichiarazioni da criptoleghista. Dice: noi ospitiamo i profughi ma non i migranti economici, vuol dire che 8 su 10 non li vuole, tant'è vero che chiudono le frontiere. L'abbiamo già vista, è una riedizione di un film già visto. L'Italia prende atto che è isolata. La verità, chiosa il governatore, è che l'Italia è stata lasciata sola col suo buonismo ipocrita e con un mare di eurochiacchiere. La forma è anche sostanza. Io ho visto la conferenza stampa per parlare di questi temi di una settimana fa, 5-6 giorni fa. Cioè, ho visto il tavolo, io vorrei chiedere se estraggono a sorte i posti o se sono così: Merkel, Macron e poi a seguire in fondo a sinistra Gentiloni. Se siamo noi che abbiamo il problema, perché me lo fai sedere in fondo a sinistra? Dai! Allora, su questo abbiamo chiesto, sugli ultimi sviluppi ovviamente, un parere anche ai trevigiani sul fronte accoglienza, che fare mentre appunto gli altri chiudono le porte. È giusto che il tutto si distribuisca in Europa e non solamente Sud Italia, quindi non siamo razzisti, siamo per l'accoglienza nel modo giusto, senza strafare. Credo prima di tutto che sia un discorso di coscienza, oltre che di intelligenza,
perché loro sono persone come noi. Forse dovrebbero esserci delle politiche un po' più di integrazione, allora consentire anche loro di trovare dei lavori o anche creare qualcosina per loro. Non si può mantenere mezzo mondo noi, ne abbiamo già noi da lavorare e stentiamo ad andare avanti. Purtroppo non può essere solo l'Italia quella che si occupi di loro, ma l'Italia fa parte dell'Europa e quindi tutta l'Europa dovrebbe prendere dei provvedimenti. Devono essere distribuiti. L'Europa deve fare la sua parte. Sarebbe giusto che aiutarli nel loro paese. Ora una storia che ha dell'incredibile, perché in pochi giorni questa signora di 74 anni, residente nella Bassa Padovana, si è trovata di fatto circondata da migranti, perché tutti i suoi vicini di casa ormai sono stranieri. Io chiedo solo aiuto, che qualcuno mi aiuta ad andarmene, perché qui non posso più vivere. Angela Gallo ha 74 anni, invalida del lavoro, da 7 vive in questo appartamento alle porte di Stanghella, un comune di 4.000 abitanti della Bassa Padovana. La sorpresa che ha cambiato la sua vita è arrivata di notte. Mi trovo 3 africani per le scale. Io ci ho chiesto, pensavo loro, cosa fate qui? Sì. E questi si guardano, cosa fate qui? E fa English. Oh santo cielo, ho detto. I 6 nuovi inquilini sono 6 richiedenti asilo nigeriani. Altri migranti, ci racconta, si trovano in uno stabile accanto. Pochi giorni e il condominio cambia completamente. Qui la porta di fronte a me era un signore, come sono arrivati loro, era di giovedì, venerdì, a domenica se n'è andato. Sopra di me qui era una coppia, però arrivando questi 2 giorni e se ne sono andati anche loro. Adesso ce n'è un altro che va via anche lui, sicché io sono qua da sola. Nel soggiorno non ci sono più quadri alle pareti. Angela vorrebbe andare via come i suoi vicini di casa e si prepara ad un trasloco del quale non conosce ancora la destinazione. La vita, la convivenza qui per lei è troppo difficile. Io sto preparando i miei bagagli per vedere se un giorno anche un privato mi dà una mano a darmi, voglio pagare. Non è che ne voglio pagare, non cifre enormi. Ora preoccupazione a Verona, perché 19 bambini sono rimasti lievemente intossicati a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione dell'autobus che li stava trasportando alla scuola materna. L'autista del bus dell'azienda di trasporto pubblico locale, la TV, ha subito allertato il 118 e sono intervenuti i sanitari assieme a una pattuglia della polizia municipale. 2 bambine sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. I bimbi frequentano una scuola materna paritaria nel quartiere Borgo Roma. L'autobus è stato posto sotto sequestro. Siamo sinceramente dispiaciuti per i 2 piccoli che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ha detto il direttore generale della TV Stefano Zaninelli. Dalla parte nostra, aggiunto, abbiamo subito inviato in ospedale la scheda tecnica del gas refrigerante utilizzato nell'impianto di climatizzazione per agevolare gli interventi dei medici e non si tratta di un gas tossico, ha detto il dirigente. Di crediti tossici ne abbiamo parlato invece tanto ormai in questi anni. Ci sono novità per le popolari, perché pochi minuti fa ha parlato il ministro Padoan. Sentiamolo. Allora, sul dibattito in Parlamento sul decreto legge relativo alle banche venete posso dire 2 cose. Uno, che ho massima fiducia nel fatto che il Parlamento si rende conto della importanza di questo decreto, e sono anche fiducioso del fatto che l'operazione Banche Venete, che comprende evidentemente un ruolo decisivo e importante di Banca Intesa, si basa su condizioni anche oggettive che devono essere rispettate per far funzionare tutti i pezzi di questa operazione. Sono i pezzi di un puzzle che il governo cerca di ricomporre, convertendo in legge il decreto dell'ultima domenica di giugno. Un percorso di luci e ombre, dove l'ingerenza dell'Europa, ma anche la latitanza dell'impresa e della politica veneta, ha trasformato un percorso già di difficile soluzione in una vera e propria odissea per le banche venete. La nuova tempesta è prevista in Parlamento il 10 giugno, quando il decreto del governo dovrà essere convertito in legge. Oltre 500 gli emendamenti presentati per bloccare tutta l'operazione con Intesa San Paolo. In particolare si contesta la correttezza
legislativa della procedura che violerebbe l'articolo 2741 del Codice Civile sulla par condicio dei creditori, oltre a diverse norme antitrust. Di sicuro si sa che il governo metterà la fiducia per una forzatura che molti interpretano come la volontà di non percorrere per Veneto Banca e Popolare Vicenza la stessa strada di Montepaschi. Perché, e questo è l'altro aspetto sollevato dagli emendamenti, per Siena la strada è stata la nazionalizzazione della banca, mentre per le Venete il governo ha optato per la cessione ad intesa per €1. Una contestazione che arriva dalla stessa maggioranza, per voce di Michele Emiliano, espressione di quella Puglia che con l'affiliata locale di Veneto Banca condivide il disastro di tanti veneti. E la condizione dei risparmiatori azionisti sembra non interessare al momento il governo, che punta il dito proprio sulla potente imprenditoria, ma anche sulla stessa politica, incapace di proporre altre soluzioni. Questo almeno stando alla risposta che il ministro ha riservato al presidente pugliese. La mia risposta è che forse molte domande sono basate su scarsa conoscenza dei fatti e delle regole che vengono applicate. Ribadisco che a questo tipo di domande io rispondo con una domanda, che qualcuno mi dimostri che nel caso delle Venete, non credo ci siano dubbi nel caso di Montepaschi, si potevano trovare soluzioni migliori da tutti i punti di vista. Ora una storia che arriva da Mogliano Veneto. Nella notte si odono dei colpi da fuoco, probabilmente qualcuno che spara ai ladri nella via assediata proprio dai raid. Vediamo. Se avete sentito colpi di fucile e pistola avete un'idea. Questo è il messaggio apparso qualche giorno fa sulla pagina Facebook Mogliano Sorvegliata. A scriverlo un residente di Via Ghetto, periferia di Mogliano, lungo la provinciale per Scorzè. Da qualche mese la zona è bersaglio di ripetute incursioni di una o più bande di ladri. Ad essere presa di mira, ultima in ordine di tempo, l'abitazione di Martino Michelan, ex assessore della giunta Azzolini. Primo tentativo dei ladri una settimana fa, a vuoto. Nuovo passaggio la sera di venerdì, con il proprietario assente. Questa volta sono riusciti a entrare in casa, rompendo questa finestra, che ha fatto scattare l'allarme. E assieme alla sirena si sono sentiti distintamente i colpi di pistola o di fucile, 3 secondo alcuni, 2 secondo altri, sparati in aria da punti diversi, forse per spaventare i ladri. Sì, ho sentito in lontananza perché io ho fatto anche i casi in fondo parlare. Abbiamo sentito un colpo molto secco, questo è possibile che le persone si dotino di armi o comunque di attrezzi per potersi difendere. Sui cancelli di queste poche case, immerse nella campagna, campeggiano cartelli come questi: attenti al cane e al padrone. Agli inizi della stradina abita questa signora, esasperata ormai dalle continue incursioni dei ladri. Sono sì impaurita e arrabbiata perché non posso più vivere tranquillamente a casa mia. Casa mia dove che ho fatto tanti sacrifici per avere a me casa. A casa sua fortunatamente ancora nessun furto, ma questo non la rassicura per niente. Adesso qualche rispetto, perché senz'altro chi venga qua. Rassegnata dunque la signora. Intanto nel Veronese 2 operai sono rimasti schiacciati da alcune lastre di marmo. L'incidente nel pomeriggio in una ditta di Verona. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 2 mezzi e 8 uomini. I 2 feriti sono stati soccorsi dai sanitari del SUEM e trasportati all'ospedale di Borgo Trento. È morta l'anziana padovana che manifestava i sintomi del morbo della mucca pazza. Ora bisognerà attendere l'autopsia per capirne di più. Il quadro clinico si è aggravato e in poche ore è morta l'anziana padovana affetta dalla sindrome di Creutzfeldt-Jakob, malattia neurodegenerativa rara dello stesso ceppo noto come morbo della mucca pazza. Ora sarà l'autopsia a chiarire come la 75enne abbia contratto la patologia. La malattia di Creutzfeldt-Jakob è stata diagnosticata a Verona, dove c'è un centro di riferimento sanitario per patologie di questo tipo e dove la paziente era stata sottoposta ad un particolare esame del liquido cerebrale. Il calvario della donna era iniziato ad aprile, quando si sono manifestati i primi segni della sindrome. Quindi a maggio la signora è stata ricoverata prima all'ospedale Sant'Antonio, poi trasferita a Verona per approfondimenti e dopo la diagnosi è stata riportata a Padova in azienda ospedaliera, dove il quadro clinico si è aggravato fino alla morte. Un'encefalopatia spongiforme mortale e dai contorni ancora poco conosciuti. Per questo, in attesa dell'autopsia, i funerali sono stati bloccati. Ed è morta la 42enne vicentina che giorni fa era stata trovata sul fondale di una piscina in condizioni disperate. Ora la procura ha aperto un'inchiesta.
Villaggio del Sole, più di 2 settimane di agonia non ce l'ha fatta la 42enne residente nella provincia di Vicenza, che lo scorso 15 giugno era stata trovata sul fondale della piscina del centro sport Palladio di via Cavalieri di Vittorio Veneto. La donna, come riportato nei nostri telegiornali, era in condizioni disperate, pare sia rimasta una decina di minuti a 4 metri di profondità. Tutto sarebbe accaduto dopo una lezione di acqua gym, riportata a galla, rianimata per un'ora e subito trasportata al reparto di rianimazione del San Bortolo, dove non aveva più ripreso conoscenza. La questura aveva subito iniziato a indagare per capire le cause di questa tragedia e adesso la procura ha aperto l'inchiesta, verrà eseguita l'autopsia perché su questa morte ci sono ancora troppi dubbi. Ospite di 20:10 questa sera Paolo Noventa, fratello di Isabella, la segretaria di Albignasio, che nel Padovano uccisa da un diabolico gioco a 3 tra Freddy Sorgato, la sorella Deborah e Emanuela Cacco, tutti condannati. Il racconto commosso di Paolo dopo anni di dolore, le sentenze e la sofferenza di non sapere ancora dove sia il corpo di Isabella. Paolo Noventa svela che qualche sera prima della scomparsa, durante una partita a biliardo, dallo sguardo di Freddy si poteva già capire le intenzioni. 3 persone cattive, dice di loro. Una storia che ha dell'incredibile adesso, ancora da Vicenza, sembra quasi uno scherzo alla Amici miei cinematografico, ma invece è tutto vero, nessuna finzione. Il manager in viaggio per lavoro giorni e giorni, al suo rientro a casa trova la casa svaligiata dai ladri, hanno portato via tutto, comodini, armadio e letto compresa. Più che ladri, dei traslocatori di professione, perché l'amara sorpresa capitata a un vicentino residente in via Capparozzo, a pochi passi da Villa Berica Vicenza, del paradosso. Al rientro, dopo un viaggio di lavoro all'estero, il manager, infilata la chiave nella toppa di casa, ha sentito l'eco. Già, perché i ladri avevano lavorato indisturbati per ore, portando via tutto, ma davvero tutto, mobili compresi, persino il letto. Oltre agli oggetti personali, alcune suppellettili di valore, i banditi traslocatori hanno fatto sparire l'intero mobilio della camera e altri, compreso un armadio antico e pesante, poi una macchina da cucire d'epoca, i comodini del letto e molto altro. Un bottino di svariate decine di migliaia di euro non ancora quantificato dagli uomini della questura. Al danno si aggiungerà ora il costo della beffa, perché probabilmente il manager, non avendo più un letto, sarà costretto per giorni a dormire in hotel. Ha ripreso rimproverandolo un uomo che stava saltando i tornelli dell'imbarcadero, venendo poi aggredita, così vittima una bigliettaia della CTV a Venezia. Calci e pugni alla bigliettaia CTV che lo aveva ripreso mentre cercava di saltare i tornelli all'imbarcadero di Burano. La vittima, di circa 30 anni, è stata ricoverata al pronto soccorso e dimessa dopo qualche ora. L'aggressore, un uomo non meglio identificato, si è allontanato dopo l'intervento di alcuni dei presenti. Tutti concordano nel racconto di un assalto immotivato, scattato all'improvviso di fronte all'irremovibilità della bigliettaia nei confronti del passeggero che non voleva pagare il vaporetto. Non è purtroppo la prima volta che accade. Questo ennesimo episodio dimostra come ci sia un problema di educazione, dichiara il presidente di ACTV Luca Scalabrin. Di questi tempi si pensa che ognuno possa farsi giustizia da sé, non c'è più rispetto per l'autorità né per chi lavora. Si tratta di un problema culturale evidente, non solo a Venezia ma anche nelle altre città italiane. Occorre la certezza che chi sbaglia paghi. Intanto oggi scopriamo che il PIL del Veneto nel 2016 ha registrato un più 1,2% contro lo 0,9% dell'Italia intera, quindi il Veneto traina ancora e molto, e questo è il risultato per esempio del rapporto statistico della nostra regione presentato stamattina da Zaia. Vediamo. Il Veneto cresce più dell'Italia. Nel 2016 il PIL della regione ha registrato un più 1,2% contro lo 0,9% della media nazionale. In calo la disoccupazione dal 7,1% del 2015 al 6,8% dello scorso anno. Il tasso italiano è dell'11,7%. Netta la differenza anche in termini di disoccupazione giovanile, intorno al 18% nella regione, vicina al 40% nel paese. I dati arrivano dal rapporto statistico diffuso annualmente dalla regione, presentato in giornata a Palazzo Balbi. 3 province sono nelle prime 10 in Italia per il tasso di disoccupazione più basso: Verona col 5,3%, Vicenza e Belluno col 6,2%. Tutti gli indicatori segnano un ulteriore miglioramento nel primo trimestre 2017.
Crescono però anche gli indici di povertà e di disuguaglianza sociale, seppure anche questi mantengano valori inferiori al resto del paese. Il 10% più ricco della popolazione veneta accumula da solo 5 volte il reddito a disposizione del 10% più povero. Nel 2015 circa 828.000 persone in Veneto avevano un reddito inferiore alla cosiddetta minima sociale. Si chiamava Zairo, l'antico teatro romano che aveva sede in Prato della Valle. Adesso sono iniziati i lavori nell'isola Memmia per far riemergere questi resti. Una parte delle paratie è già stata posizionata, la canaletta di Prato della Valle si sta preparando per far riemergere un tesoro dell'antichità patavina. Stiamo parlando dell'antico teatro romano Zairo, un avvenimento straordinario organizzato per celebrare il millenario della morte dello storico Tito Livio. A partire dal prossimo, tutti i sabati di luglio e agosto sarà possibile visitare con una guida gli scavi. Le ricerche archeologiche condotte fin dall'Ottocento ed esaminate con i più recenti metodi scientifici hanno permesso la messa a punto di una guida di Padova che ci riporta ai tempi di Tito Livio. Grazie ad appositi visori, durante le visite guidate si potranno vedere le immagini ed immergersi nella Padova romana ammirando il teatro che sorgeva dove oggi c'è uno dei luoghi simbolo della città, Prato della Valle. E così da Padova intanto una folla entusiasta ha accolto nel pomeriggio a Jesolo la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio. Alla giovane atleta moglianese è stato infatti intitolato un tratto del lungomare, proprio la ventenne arrivata in sidecar, la vedete, a scoprire la targa che le è stata dedicata. Il tratto interessato corrisponde a quello di uno degli stabilimenti dove si occupa con particolare attenzione, ci si occupa di ospitalità ai disabili. È il primo anno in cui nessuno cerca di presentare una controproposta alla nostra scelta, ha commentato il sindaco rieletto Valerio Zoggia. Bebe, sei importante per tutto ciò che fai e per il coraggio che ci dai, il messaggio sociale è ciò che conta. Come sempre allegra ed energica, la vedete, Bebe non si è sottratta dal ribadire il messaggio che porta ovunque, l'invito a mettere coraggio in ogni cosa si faccia, si tratti di piccole o grandi cose, non si deve aspettare che una malattia ti svegli e ti dica che hai ancora tanto da fare, aggiunto, iniziate subito, iniziate ora. E poi per quel tratto di lungomare Bebe Vio vuole che ci sia sempre tanta gente e tanta festa, e così pare, almeno in base ai dati del turismo di Jesolo, in particolar modo, che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso registrano un forte incremento. Vola il turismo a Jesolo e nel solo mese di giugno, come già si intuiva da settimane, cresce dell'11,5% in fatto di presenza alberghiere rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono i dati ufficiali a confermarlo ora, secondo l'analisi fornita dal sistema di rilevazione H-Benchmark adottato dall'Associazione Albergatori Jesolani. I dati confermano che oltre ai picchi nei vari fine settimana la città ha retto bene con un buon indice di attrazione anche nei giorni infrasettimanali. L'incremento più consistente ha riguardato gli hotel a 4 stelle con un più 14,3% rispetto al 2016. I 3 stelle hanno fatto registrare un aumento del 9,7%. Il picco durante il weekend del 2 giugno con il 94,5% di occupazione e per la festività di Corpus Domini, tanto cara ai turisti di lingua tedesca, quando si è toccato il 93,6%. E sono ingenti i danni causati dalla siccità all'agricoltura, ma nella bassa padovana la salvezza potrebbe arrivare da un'antica varietà di mais, riscoperta ora dopo 400 anni. Abbiamo aziende che secondo noi, se non avranno la possibilità di avere a breve l'acqua, nei prossimi anni saranno destinate a chiudere, perché senza acqua oggi non si può più fare agricoltura. Stimare i danni causati all'agricoltura dalla siccità di quest'anno è ancora prematuro. Sicuramente sarà qualcosa che nell'Alta Padovana, dove si patisce l'assenza di un sistema di irrigazione, si misurerà nell'ordine dei milioni di euro. Per il grano si potrebbe però aprire una nuova fase attraverso una scoperta casuale. Ho trovato 3 spighe in mezzo a un campo di grano normale, erano diverse, le ho raccolte, le ho moltiplicate un pochino e in busta chiusa, vedendo che si tratta di un grano duro, le ho mandate all'Istituto di Cerealicoltura di Foggia, dove mi hanno detto che si tratta della varietà Timiglia. Del grano Timiglia o grano Marzuolo in Veneto se ne erano perse le tracce da secoli, ma nel 1600 sotto la Serenissima era coltivatissimo sia in provincia di Padova che in provincia di Vicenza. Col tempo era stato sostituito con altre colture per diversi motivi, in realtà a un grosso prezzo.
pregio. È molto resistente alla siccità e quindi è produttiva, può essere venduta bene perché il suo gusto è molto impresso. Una pianta di 400 anni fa potrebbe dunque salvare dalla siccità una parte dell'agricoltura veneta, ciò non toglie che qui c'è bisogno di forti interventi. Noi abbiamo alcune possibilità importanti e non c'è più tempo, dobbiamo assolutamente realizzarle. Una dei bacini di laminazione, oppure attuare dei sistemi di irrigazione a basso impatto ambientale, con impianti a bassa pressione e con irrigazione a manichetta, cioè con dei tubicini di plastica usa e getta, fra l'altro quindi totalmente riciclabili, usa e getta che danno acqua goccia a goccia alle radici del mais. Così dunque da Padova. Resta solo il tempo per ricordarvi gli ospiti di questa sera che saranno in uno speciale di 20 e 10. Paolo Noventa, sarà Paolo Noventa, il fratello dell'impiegata padovana uccisa, come sapete, da Deborah Sorgato, secondo l'accusa, e poi la condanna appunto a 30 anni per i due fratelli e a 17 quasi per Manuela Cacco. Lo sfogo di Paolo Noventa questa sera a 20 e 10. È tutto per questa edizione del telegiornale del Veneto, spazio adesso alle previsioni meteo per le prossime ore con Alice Montagnier. Buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Alta pressione Caronte nuovamente alla conquista dell'Italia, splendida giornata di gran sole, tuttavia con qualche disturbo sui settori alpini. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo e tanto sole ovunque, come detto, salvo poche nubi sparse sulle Alpi. Temperature massime previste in aumento tra i 27 e i 34 gradi, valori minimi invece più o meno stazionari e attesi tra i 16 e i 20 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo anche qui poche nubi sparse su Alpi e Prealpi. Temperature massime più o meno stazionarie tra i 28 e i 31 gradi, valori minimi attesi tra i 18 e i 21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, più nubi e qualche temporale pomeridiano sulle Alpi di confine centro-orientali, tanto sole e bel tempo altrove. Temperature massime in aumento tra i 31 e i 34 gradi, valori minimi tra i 15 e i 17 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti moderati sud-orientali localmente deboli da nord-est sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.